Artisili, buon pomeriggio, siamo come di consueto dal campo di Acquagranda di Livigno e mancano poco più di mezz'ora al fischio inizio dell'amichevole tra il Palermo, la prima amichevole d'esordio di questo ritiro del Palermo, contro la rappresentativa di Sondrio. Abbiamo parlato nel nostro precedente appuntamento di quello che potrebbe essere lo scenario, ci sono tanti giocatori prima categoria e seconda categoria convocati da diverse squadre locali, noi ovviamente non le conosciamo, ma qua ci sono sia supporters del Palermo, ovviamente gli spalti sono tinti di rosanero, ma anche qualche supporters locale. Andiamo a vedere prima le formazioni e poi sentiamo qualche voce. Allora, qualcosa l'avevi presa, Antonio, sì, diciamo che la probabile formazione di cui abbiamo parlato questa mattina, diciamo che non era proprio così sbagliata. La scelta di Gomis era prevedibile visto che De Planche è infortunato, a parte il portiere senegalese lo schieramento difensivo con ogni probabilità sarà a 4, sulle fasce abbiamo Buttaro e Diachite, in mezzo come avevamo previsto ci sono Peda e Lucioni, centrocampo un'unica sorpresa rispetto a quanto previsto, Gomez sarà nel ruolo di play, non c'è Segre come avevo detto, ma Basic al fianco di Ranocchia che oggi fa il debutto con la maglia numero 10. Altro errore che avevamo fatto, non c'è Di Francesco ma bensì Di Mariano, palermitano doc di questa squadra, e infine Brunori e Insigne, quindi diciamo che 9 undicesimi li avevamo presi. Il tridente è quello di un tempo, invece Segre e Ranocchia sono stati un po' smezzati per quella che poi sarà la seconda formazione, si presume, quella del secondo tempo. Comunque vi ricordiamo sempre che essendo un amichevole i cambi sono illimitati e di conseguenza può cambiare tutto anche dopo mezz'ora, dopo il primo tempo. Dionisi ha libertà di scelta e quindi vedremo tante situazioni che possono interessare noi e voi. Leggiamo velocemente la panchina di quella che appunto dovrebbe essere la seconda squadra: Nespola, Graves, Stulaz, Segre, Bro, Di Francesco, Damiani, Corona, Salic e Fella. Anche per Fella probabilmente ci sarà qualche minuto di gioco, anche se come abbiamo detto nel precedente appuntamento diciamo che la sua partenza appare abbastanza scontata, così come quella di Corona, l'ha detto spesso Dionisi, che non fa parte al momento del progetto, andrà in prestito per mi pare di capire, Chiara, che Devatec non prenderà parte alla partita a questo punto. Devatec ha fatto il suo primo allenamento con la squadra oggi, non prenderà parte, come d'altronde gli assenti, quelli che sono i partenti. Piacelli l'abbiamo detto, ha lasciato il ritiro, Soleri e Aurelio sono in partenza, Nicolau è arrivato stamattina, non è stato ancora ufficializzato, quindi non lo vedremo. Insomma, pochissime sorprese. Infatti, io direi di far avvicinare i nostri amici tifosi del Palermo. Sentiamo qualche tifoso e andiamo a scoprire cosa si aspettano. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come vi chiamate? Gregorio. Matteo. Gregorio e Matteo, allora finalmente ci siamo. Non potevamo mancare, guarda, questa prima perché... Da dove venite? Da Monza. Ah, quindi siete vicini. Siamo palermitani ovviamente, forse dall'accento già si nota subito, però noi che abitiamo qui al nord non perdiamo occasione di venire a vedere il nostro Palermo. Che cosa vi aspettate? Quest'anno veramente ci aspettiamo molto di più rispetto all'anno scorso, ci aspettiamo che veramente possiamo vedere un Palermo concreto, ben definito e che veramente ha veramente voglia di mettersi in campo e giocare e conquistare questa Serie A che Palermo aspetta già da un po' di tempo, per cui speriamo bene, che cominciamo bene e che il Palermo ce la metta tutta. C'è qualche giocatore su cui avete messo gli occhi, volete capire come se la caverà soprattutto oggi? Guarda, innanzitutto diciamo il portiere che diciamo, è nuovo, ne abbiamo dato via uno, per carità non discutiamo di quello che è andato via, però vogliamo capire questo che potenzialità c'ha. E poi molto buono anche come da titolare nel Rennes, se non sbaglio, quindi vai duro! dovrebbe far bene. Poi il posto di Desciplance che è giovane, però è giovane, però comunque ancora da lavorare, secondo me. E su Brunori invece che ci dite? Brunori è toccato un tasto dolente, cioè io sinceramente ancora non ho capito effettivamente questo ragazzo che cosa farà, sarà definitivamente al Palermo, non ci sarà, fino a quando non si chiuderà il calciomercato sarà sempre. Io spero che resti, però secondo me si merita di andare in una squadra di Serie A tipo l'Empoli, quelle squadre là che lo volevano, il Genova per esempio, perché comunque ha fatto 3-4 stagioni a Palermo buone, scorsa sembra un po' sottotono ma ha fatto 17 gol se non sbaglio, quindi comunque è sempre un'ottima stagione per essere un calciatore di Serie B. Invece parliamo di Ranocchia, numero 10, secondo voi ha
le qualità per essere il numero 10 del Palermo? E questo è da scoprire, perché effettivamente dare quel numero lì si propone come prima punta, come proprio un centravanti. Vediamo, sembra che il ragazzo le caratteristiche ce le ha, perché è propenso al gol, come anche Segre, che se lo butti lì davanti cerca pure di fare qualcosa. Quest'anno secondo me ne vedremo delle belle. Ora siamo alla prima e vogliamo proprio Tanti gol. tanti gol. Un pronostico? Di oggi è una vittoria sicura, però il risultato dovrebbe essere largo. Vi dico anche con 3 gol di scarto almeno, perché comunque è una squadra che è appena arrivata in Serie D, se non sbaglio, il Sondrio, quindi noi siamo in Serie B già da 2 anni, dovremmo essere superiori almeno tecnicamente. A proposito del calciomercato invece qualche colpo che vi aspettate? Sinceramente non so darti delle buone indicazioni, perché il calciomercato, cioè quello che sta facendo la società, è sempre un po' molto oscurato, c'è poca trasparenza. Ci aspettiamo qualche sorpresa, di che tipo non lo so, perché fino al 31 agosto ci sarà il calciomercato aperto. Vediamo, aspettiamo, siamo qua. Grazie mille, forza Palermo. Ok, grazie a voi. Grazie. Torniamo e vedete alle nostre spalle che già c'è un riscaldamento in corso per quanto riguarda la rappresentativa di Sondrio. Invece il Palermo non è ancora sceso in campo e lo vedremo tra pochi minuti. Manca ufficialmente mezz'ora all'inizio della partita, che potrete vedere sui canali ufficiali del club sia integralmente che tramite highlights. Noi vi racconteremo sul nostro sito sportisili.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, e ovviamente sul nostro canale YouTube tutto ciò di cui avete bisogno in questi giorni. Quindi ci aggiorniamo al post partita, perché commenteremo quella che è che sarà la prestazione del Palermo. La prima targata Dionisi. La prima targata Dionisi, speriamo di dare giudizi positivi e quindi non resta che aggiornarci tra qualche minuto. Da Chiara Ferrara e Anthony Massara è tutto, ci vediamo tra poco. A tra poco.